Su una palla inattiva a 7 minuti dalla fine, la Castrum Favara getta alle ortiche una vittoria contro la forte Vigor Lamezia che ormai sembrava cosa fatta. Dopo un primo tempo di studio con due squadre speculari e con una sola grande occasione da gol per i padroni di casa con un gran tiro di Tripicchio, la ripresa è stata ricca di emozioni. Dopo 3 minuti giallo-blu in gol con lo stesso Tripicchio che di testa manda il pallone e portiere oltre la linea per pochi centimetri sugli sviluppi di un calcio d'angolo confezionato da Schembari e Vaccaro. Forti le proteste degli ospiti nei confronti dell'assistente di linea che era sotto la gradinata, la veneziana Luisa Turchetto, e che ha visto entrare in porta il pallone. Storditi dal gol, i calabri sono usciti da radar della gara anche per i meriti degli uomini di Terranova che hanno in diverse occasioni sprecato il raddoppio. Il calcio ha le sue leggi: quando sprechi il momento favorevole poi la paghi, e a 7 minuti dalla fine Enrico di testa beffa Lauritano in uscita. Alla fine, sotto la curva nord, non sono mancati gli applausi per i gialloblu, per l'impegno messo in campo, ma anche per la grande valenza del Vigor Lamezia, anche se per l'ennesima volta resta l'amaro in bocca per i tanti punti sprecati negli ultimi minuti. Ma sentiamo le interviste in sala stampa con i due mister e con l'autore della rete di Favara. Mister Terranova, vorrei partire dagli ultimi 10 minuti, ancora una volta fatali. Sì, gli ultimi 10 minuti ancora fatali, però credo che quello di oggi fa parte della casistica, nel senso che abbiamo preso gol su palla inattiva, quindi non su azione, e quindi valuteremo anche questo in settimana. Però a prescindere dal gol del pareggio, ho visto una squadra che nel primo tempo giocato una partita bloccata, anche perché gli avversari ti hanno concesso poco, erano molto aggressivi. Tu prepari le partite della settimana, però ci sono anche loro dentro al campo, e quindi il secondo tempo siamo stati più coraggiosi, abbiamo velocizzato la manovra, siamo stati più pericolosi, abbiamo trovato il gol dell'1-0 e poi potevamo anche chiuderla, forse con un pizzico di egoismo in meno avremmo potuto chiudere la gara prima sul 2-0, però è giusto, è una squadra giovane, una squadra che deve crescere, è un peccato, siamo ramaricati perché a mio parere meritavamo i 3 punti, però adesso cominciamo a pensare alla prossima derby importante contro una diretta avversaria. Oggi giocavamo con un avversario difficile, fortunatamente la carta nel calcio conta poco, perché se avessimo dovuto guardare le formazioni prima della gara, chiaramente per Favara ci sarebbero state poche possibilità, però nel calcio è bello per questo, la carta conta poco, conta altro. Ho detto alla squadra prima di iniziare la partita che nella vita, per ottenere cose bisogna lavorare, bisogna sacrificarsi, bisogna volere l'obiettivo che si ha. Quindi siamo ramaricati, però è chiaro che già dobbiamo pensare alla prossima. Questo schema iniziale della squadra in campo la soddisfa? In un primo tempo a noi in tribuna un pochettino, insomma. In una gara ci sono più gare, nel senso che nella stessa gara ci sono più gare, ci sono gli avversari, l'ho detto prima. L'avversario che avevamo oggi non era un avversario di poco conto, era un avversario che aveva delle individualità importanti, un avversario che ha cambiato allenatore da poco come il Favara, ed è chiaro che, ripeto, in settimana si lavora per realizzare alcuni sviluppi, e poi ci sono gli avversari che ti possono o non ti possono far realizzare quello che prepari in settimana. Quindi io, a prescindere dal modulo, dal sistema di gioco, abbiamo messo un centrocampista in più per avere più copertura in mezzo al campo, abbiamo tolto un 3-4, però è chiaro che stiamo lavorando per modificare qualcosa. Mister Mancini, Favara un terreno sicuramente ostico, abbiamo visto un incontro che, se vogliamo partire dall'inizio proprio col pareggio, dovrebbe accontentare entrambi? Sì, ha detto bene, un terreno ostico, una squadra
molto combattiva, soprattutto in casa. Primo tempo ben giocato anche da noi, primo tempo ben giocato, poi l'episodio del gol ha un po' cambiato l'equilibrio in campo. Un episodio da rivedere a mio avviso, perché tutti i ragazzi dicono che la palla non è mai entrata, però resta il senno di poi. L'importante è aver avuto una reazione non immediata, perché sono stati 5-10 minuti di sbandamento un pochettino, anche per trovare la quadra, in quanto qualche infortunio, qualche ragazzo poi per l'altro under ha accusato qualche problemino, oltre al problemino che abbiamo avuto dopo un quarto d'ora con Embalo nel primo tempo, quindi andare a rimettere un pochettino in equilibrio la squadra. Siamo passati con un centrocampo a 3. Tripicchio, un primo tempo sicuramente un po' deficitario, poi una ripresa che vi ha visti sicuramente più veloci, più posizionati in campo, e arriva il tuo gol. Sì, sapevamo che era una partita tosta, l'avevamo preparata durante l'allenamento. Sì, il primo tempo è stato un po' noi e loro, però poi il secondo tempo durante lo spogliatoio abbiamo cercato di sistemare e ci siamo compattati. Il tuo gol ha dato anche vitalità alla squadra. Sì, sono contento che ho fatto gol, però abbiamo avuto altre occasioni, dobbiamo sfruttare meglio e poi si sa, il calcio se non fai gol non chiudi le partite, poi il gol lo prendi.